mia storia sono una mediatrice culturale, mi chiamo Džemila Salkanović, vengo da Montenegro, sono una donna rom e sono 43 anni che sto quasi in Italia. Lavoro con la 21 luglio, un'associazione che si batte per i diritti dei rom. Sono stata a conoscenza di questi progetti attraverso la SCE e poi attraverso anche Tamane. Facciamo un progetto con i bambini rom e non rom nelle scuole. Questo sarebbe il secondo anno scolastico che lo stiamo facendo e mi sembra che si sta facendo un piccolo lavoro di integrazione e anche di conoscenza. Attraverso la musica, attraverso il ballo veramente si fa e attraverso anche il teatro. L'ambiente mi sembra molto accogliente, molto diversificato e questo sembra un arricchimento, penso. Quando si fa solo una cosa non è tanto arricchimento. Quando si fanno tante cose, messo un posto così, mi sembra un arricchimento sia per i ragazzi ma anche per le persone che ci lavorano. Ti dico una situazione di questi giorni, prima che io venivo qua 2 giorni fa c'è stato uno sgombero. Noi stavamo facendo con dei ragazzini un progetto di musica, è stato interrotto subito, immediatamente, di un colpo, perché la sera prima eravamo andati a fare laboratorio, il giorno dopo l'hanno sgomberati. Questo penso per un ragazzo rom, per tutti i ragazzi, penso che sia un qualcosa di tagliare la loro vita, di interrompere un percorso di vita. Quando verrò a casa racconterò ai miei ragazzi e ai miei 2 figli cosa ho visto e cosa ho fatto, anche mia nipote e mio marito. E poi quando andrò ai ragazzi rom che faccio lavoro con loro, gli dirò che si può fare qualcosa di più.